sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore del suo opere, a Lui sia gradito il vinto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, perché siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola. Ora leggiamo la sequenza a cori alterni. Inizio io. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal un raggio della tua luce, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, cuore. Volissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. La tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte, dona Alleluia, alleluia, alleluia. Riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco
Signore sia con voi. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama lo osserva, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, dopo 5 anni della Pasqua, la Chiesa celebra la Pentecoste cristiana, la venuta a noi. La Pentecoste dello Spirito porta a compimento il grande mistero pasquale. Gesù, salendo al cielo, aveva promesso ai discepoli che non mai lasciati soli, avrebbe mandato loro lo Spirito Santo, Maestro, come guida, come protettore. Pregherò il Padre, aveva detto Gesù, e il Padre vi donerà un nuovo Paraclito per il. Oggi festeggiamo questo dono di Gesù e con questa presenza ricordiamo anche la nascita della Chiesa, perché nella Pentecoste la Chiesa di Gesù generata ed è stata donata al mondo. Ritornando al Padre, Gesù aveva ordinato ai suoi apostoli di non lasciare Gerusalemme, ma di attendere promesse fatte dal Padre. Fra giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. Gli apostoli con la Madre Maria in preghiera attendono nel cenacolo la dello Spirito. Esso, il libro degli Atti che abbiamo letto, ci racconta la Pentecoste come una grandiosa epifania. Era il giorno in cui anche gli ebrei celebravano la loro Pentecoste. Non è che siamo nuovi, Per Israele la Pentecoste è l'anniversario che Dio aveva stabilito con il suo popolo ai piedi del monte Sinai durante la legge, donando la legge di Dio. Dio aveva detto a Israele, il popolo, se osserverete le parole, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Così nasceva il popolo eletto, il
manifestazioni della presenza di Dio. Su questa stessa radice della Pentecoste ebraica si innesta la Pentecoste cristiana, cioè la manifestazione dello Spirito e la del nuovo popolo di Dio, la Chiesa voluta da Gesù. E Luca racconta, ma l'abbiamo sentito, mentre Gerusalemme ormai sta vivendo l'arrivo della notte, si udì un fragore insolito di vento in il cenacolo dove erano gli apostoli, perché sapevano che dovevano cose di grande. Questi sono dello santo e parlavano lingue nuove, lingue che non conoscevano, ma che lo Spirito Santo dava loro modo di esprimersi. A quel rumore insolito del cenacolo, Gerusalemme si sveglia, la gente accorre, va a vedere cosa sta succedendo e sbalordita e turbata ammira quanti ieri piena di stranieri venuti per la festa, e gli stranieri sono proprio loro che ai giudei dicono: ma no, noi tutti li abbiamo nella nostra lingua le meraviglie di Dio. Sono proprio loro da fuori che vedono meglio l'iniziativa del Padre. Gesù aveva così promesso e così aveva mantenuto. Con la venuta dello Spirito, la piccola re di Gerusalemme si trova già pronta per dare la prima testimonianza di Gesù e della sua risurrezione. Riceverete una forza grande, sarete miei testimoni, Gerusalemme, Maria, Dio del mondo. E quali sono questi confini? Luca guardava Roma. Roma era il punto di arrivo della missione degli apostoli. Sì, l'avventura sovrumana che, miei fratelli, si sarebbe sicuramente spenta se non ci fosse stato lo Spirito a animare tutto questo. Certo non sarà un'impresa facile la missione della Chiesa nel mondo. Gesù però li aveva preparati, i suoi apostoli. Tuttavia, subito appariranno le ostilità, le persecuzioni, mondo come il mondo io dirà perché voi non siete scelti nel mondo, vi troverete come pecore in mezzo ai lupi, non avrete nulla con cui difendervi se non la spada dell'amore. Io sarò però con voi fino alla fine, non dovete temere. E la Chiesa continua tutt'oggi la missione ricevuta da Gesù. Qui
guidata dallo Spirito Santo che accompagna la sua Chiesa e la protegge. E noi crediamo in quella presenza, perché senza lo Spirito non avremo capacità di continuare a testimoniare Gesù. Il grande Papa San Paolo VI, che penso ricordate voi, in questa stanza della Pentecoste usava di dire: la Pentecoste è una festa che non finisce mai, dura come se un fuoco fosse stato, come un'esplosione di gioia infinita. Mai una festa è stata così inebriante, così gioiosa. Porto, chi lo conosce, chi lo ricorda, lui, quello che parla così dello Spirito Santo. Miei fratelli, concludiamo. Lo Spirito Santo, che è Signore e guida e protegga la sua Chiesa, che ha bisogno di unità. Benedica questo nostro mondo che ha bisogno estremo di pace. E per noi lo Spirito Santo ci dona pienezza dei suoi doni. Facciamo la professione di fede. Io, Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili. Fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, di là a giudicare i vivi e i morti, creda nello Spirito Santo, la Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Fratelli e sorelle, con nubile fiducia invochiamo dal Padre l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo, perché la gioia della fede nel Signore risorto riprenda nuovo vigore nel cuore dei credenti. Insieme diciamo: vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. Vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. O Spirito di unità e di verità, soffia sulla Chiesa, fedele al suo Signore e ai carismi ricevuti. Annunci al mondo le grandi opere di Dio. Noi ti preghiamo. O Spirito di consiglio e di fortezza, illumina i governanti e i responsabili della società. Le loro scelte siano dettate da saggio discernimento e per il bene di tutti. Preghiamo. O Spirito, datore dei doni di Dio, arricchisci di grazia la Chiesa e quanti in essa servono la società, nella vasta rete dell'associazionismo cattolico. Preghiamo. O Spirito Consolatore,
Conforta chi soffre per la verità, chi lotta per la giustizia e per la pace. Apri i cuori alla speranza, accendi in tutti il fuoco del tuo amore. Preghiamo. Padre, che fai nuove tutte le cose, il cielo del Vangelo risuona in ogni lingua, popolo e cultura, e il tuo Santo Spirito sprigioni nel mondo la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Bene tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Umilmente ti accolgi, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presente a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore, ti accoglie, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, il nostro sicuro. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dà, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio, ci apra la verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è. Egli continua a offrire per noi e intercede come nostro avvocato, immolando sulla croce più non muore, con i segni della passione mortale. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, sia negli angeli santi, proclamiamo gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna
diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate, o popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione della tua misericordia. Ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Beppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figlio guardiamo al Padre e con la confidenza che Gesù ci ha nel cuore diciamo insieme: Padre nostro che sei in te, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane e rimetti a noi i nostri e non lasciarci libera, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
Gesù che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa donare unità e pace secondo la tua volontà. E nei secoli dei secoli, pace del Signore sia con tutti voi. Come il tuo spirito. Diamoci un segno di pace. Agnello di Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo Santo di Cristo mi guardino per la vita. atto numero 492. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, aventi e su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, a insegnare, insegnaci a lodare Dio, insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a dire le cose che Lui ha detto a noi.
preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il tuo Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giunge alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio, Santo. Messa finita, andiamo in pace. A tutti auguriamo una felicissima Pentecoste. Buona festa. Canto de Regina Celi al 372. Regina Celi letare, alleluia. Quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis